Buonasera, bentrovati e grazie all'associazione per questo invito. Inizio con il parlare di ricostruzione e di studio per quanto riguarda l'abito tradizionale, il costume. Noi siamo a conoscenza di quello che i cassetti delle nostre nonne sotto naftalina sono pervenuti a noi ed è praticamente tangibile perché si possono studiare personalmente e quindi siamo fortunati se queste nonne hanno messo a disposizione, o meglio hanno conservato questi capi. Non per tutti i paesi è così. In certi casi non esiste manco una fotografia per poter iniziare un percorso di studio. Quindi abbiamo parlato di cassetti delle nonne, fotografie, chi è più fortunato ancora anche stampe che riguardino il paese in questione, il paese preso in studio. O ancora meglio dei dipinti, come può essere successo in vari paesi. Prendo di riferimento il quadro che per noi studiosi è quello che ci dà più soddisfazione. È un quadro del primo Settecento, è un quadro dove la moda è ancora principalmente spagnoleggiante, è il quadro di Maria Piras. Questo quadro è conservato nella pinacoteca della sacrestia appunto della Basilica di Sant'Elena IV. È forse l'opera più antica, come ho detto, dove però ci troviamo un quadro che non tutti si potevano permettere, se non personaggi di spicco come poteva essere lei, una ricca proprietaria terriera, che si era fatta riprendere appunto con questo quadro. Però come vestivano le popolane nel Settecento? Diciamo che la moda ha avuto più accesso dal primo Ottocento fino alla fine dell'Ottocento. Se prima era necessario andare in continente a recuperare i tessuti invece sono più riperibili a noi grazie a un imprenditore che viene dal continente, viene da Vibo Valentia, è Salvatore Rossi, che agli inizi del 1800, esattamente nel 1819, inizia l'avventura del negozio di tessuti, molto più accessibili al popolo. Aveva sede a Cagliari. Da Salvatore, alla metà dell'Ottocento, subentra il figlio Francesco, che incrementerà ancora di più l'arrivo di questi tessuti che erano la maggior parte usati in tutta la Sardegna. Il negozio fa capo a Cagliari, nella zona della Marina, dove loro avevano appunto sia l'abitazione che il negozio, e chiaramente Cagliari è il porto. Il porto significa che c'è un via vai di materiale, tra cui i tessuti. Quindi diciamo che la moda vera e propria la portano i Rossi appunto da Cagliari. Sono entrato così casualmente in possesso di molta parte della documentazione di quello che era questo grandissimo negozio.
trovandomi dal campionario dei tessuti che si vendevano su detto negozio anche a quello che era la fornitura che questo negozio dava ai piccoli empori che stavano distribuiti nei vari paesi. Una sorta di negozio dove vendevano di tutto, dalla merceria alla drogheria, qualsiasi materia, tra cui anche i tessuti. E questo, veniamo a capo su un fatto: le vie di comunicazione non erano così facili per arrivare a Cagliari. Ecco che il negoziante manda al signor Rossi una richiesta di materiale, quale poteva essere, non so, una richiesta di nastri di seta. E il signor Rossi manda ai vari negozi, o anche a dei privati chiaramente, che sapessero leggere e scrivere, perché anche questo non era semplice, tant'è che la maggior parte delle lettere che ho trovato sono scritte o da sacerdoti, che erano padroni appunto della lettera, oppure delle persone che avevano avvocati e persone di spicco nel paese. Vi faccio un esempio. Ad esempio, da Iglesias richiedono dei nastri di seta. Ecco che il signor Rossi manda tutto un campionario di nastri di seta, e da questo possiamo capire quello che era a disposizione anche per un'eventuale ricostruzione. Ma oltre a questo, ad esempio, anche per quanto riguarda, e questo è servito tantissimo a noi, per quanto riguarda i nomi dei tessuti. Vi faccio un esempio: in molti lasciti, in molti atti giudiziari dove vengono descritte degli omicidi, dove viene descritto, ad esempio, il tale dei tali vestiva una camicia di cambricchi. Punto. Cos'è questo cambricchi? Non era altro, grazie appunto a queste lettere, non era altro che una tela bianca di Cambridge, proveniente da Cambridge, e sardizzato in cambricchi. Quindi sarebbe stato impossibile capire quale tessuto sarebbe stato quello menzionato appunto in questo atto giudiziario. Ancor più siamo riusciti a capire, ad esempio, in una lettera testamentuaria dice che portava in dote un corsetto di persiano. Cos'era questo persiano? Tramite appunto queste fatture, perché il signor Rossi è stato abbastanza scrupoloso, per fortuna, che ha conservato sia le lettere che mandava ai vari negozianti o ai clienti in giro per tutta la Sardegna, ma ha conservato anche, ed è stato interessante anche questo, capire tramite le fatture dei grossi negozi sparsi in Italia, in Francia, in Spagna, che gli mandavano il descritto ogni particolare di articolo, tra cui anche il brocato di persiana, aggiungendoci anche un piccolo campionario che è stato importantissimo per capire che genere di persiana, che genere di tessuto si trattava. Una cosa molto più vicina a noi è stato quello di vicino a noi, nel senso, adesso io cerco di trattare i tessuti che si usavano a Serramanna, ad esempio. Ci siamo sempre trovati in difficoltà per capire la parola abordau o bordau da che cosa derivasse. Ci sono state tante di quelle leggende che ci hanno giocato sotto. Chi lo faceva arrivare da Bordeaux, perché Bordeaux
Bordeaux era molto simile alla città appunto di Bordeaux. Niente di tutto questo. Tramite appunto tutte queste fatture siamo riusciti a capire che Bordeaux non veniva altro che dal tessuto bordato, il tessuto listellato, tutti i tessuti a strisce praticamente, vengono chiamati bordati. A noi sono arrivati quelli rosso e blu, quelli che anche il paese di Serramanna veste, però di questi bordati ce n'era un'infinità di varianti. C'era il giallo e bianco, c'era il marron e per fortuna il turchino, e per fortuna sempre tramite il campionario siamo riusciti anche, volendo, a poter fare una ricostruzione fedele anche di quello che era il tessuto del periodo. Qui c'è una lettera di Iglesias mandata sempre dal signor Altea. Era un grosso negozio che poi sono riuscito a risalire. Era un grossissimo negozio che nel 1845 a Iglesias forniva tutti i paesi limitrofi e chiede che gli si venga mandato 30 palmi di bordato rosso, secondo la mostra. Qui ci presenta un Bordeaux quasi primitivo, ancora non è arrivato a raggiungere quello che poi a fine 800, primo 900 sarà quello che è arrivato a noi, ma qui è visibile appunto un tessuto primitivo. Questo tessuto, se non è fatto a Bordeaux, dove è fatto? Alciator parla di una fabbrica di bordato a Cagliari, si presume, non c'è nessuna fonte, anche perché Alciator non è morto da molto. Sempre da questi documenti sono riuscito a scoprire che la fabbrica del bordato era proprio a Cagliari. Era Cagliari in Marina, era una fabbrica tenuta da un industriale venuto dall'Austria che impianta, un certo Luigi Roger, che impianta una fabbrica di bordato proprio per fornire la richiesta altissima di questo tessuto in tutta la Sardegna, principalmente anche al sud. Se dobbiamo adesso fare uno studio su dove questo tessuto ha attecchito principalmente, qui c'è una richiesta del 1845 per Iglesias, non c'è nessuna fotografia a Iglesias o dintorni che menzioni questo tessuto. Evidentemente lì non ha fatto strada, mentre invece nei nostri paesi è stato il tessuto più usato appunto per confezionare le gonne. Ma non soltanto il bordato, come ho detto, che viene fabbricato a Cagliari, ma anche per quanto riguarda, un esempio, da Mandas chiedono fanno una richiesta di fazzoletti Mucadori Mannus, come li chiamiamo. Alcuni credo che siano anche esposti. Che cos'erano questi fazzoletti? Erano delle stampe in cotone di Indiana. A Mandas, il 26 maggio del 1850, il signor Luigi Carta, e anche qui sono riuscito a capire che Luigi Carta era un grossissimo negozio di Mandas che forniva a tutti i paesi vicini. Il signor Rossi gli manda un campionario e dice: noi abbiamo a disposizione adesso questi tre generi di fazzoletti Tanao. Tanao è una parola sarda, una parola campidanese che il Porru nel vocabolario la definisce color lionino, cioè dalle varianti del
giallo leone, passiamolo così, fino alle tonalità del marron, quindi Mucadori Tanao. Però, anche perché il tempo non è tantissimo, un'altra cosa che mi preme farvi vedere, a parte anche che questo negozio, oltre che tenere tutta questa documentazione, ha mantenuto ancora qualche tessuto che vendeva nel periodo, nel 1845. Una cosa che mi rincresce è che dal 1845 non ho trovato nessun capo confezionato con questi generi di tessuti, se non da una pala d'altare di Orune, dove c'è una bambina in atto devozionale davanti alla Madonna che veste un solo patto, che è una sorta di corsetto, confezionato con questo tessuto. Questo è un tessuto del 1845 e, ripeto, non ho trovato ai giorni nostri nessun manufatto confezionato con questo genere di tessuto. Sono sempre tessuti del 1845. Oltre a questo, era una precisione accurata anche di questo tessuto. E la cosa che mi preme più comunicarvi è la scelta per quanto riguarda gli abiti maschili, partendo dal copricapo. Abbiamo sempre visto gli uomini coronarsi con le bellissime berrite, pensando che fossero soltanto sarde, ma assolutamente questo era un copricapo di tutta l'area del bacino del Mediterraneo. Prendiamo a caso, ad esempio, il Pulcinella con la sua berretta bianca non è altro che una berrita. Oppure quelle rosse che vediamo nei pescatori napoletani, erano le classiche berrette che erano in uso anche in Sardegna. Però cosa succede? Che la richiesta di queste berrite era talmente alta che il signor Rossi dapprima le fa arrivare da Salerno, poi decide di impiantare lui una fabbrica di berrite a Cagliari. Ecco che fa in modo, ecco, nella fabbrica di berrette prosperava e forniva lavoro a numerose famiglie. Il Siotto Pintor descrive sommariamente i dirigenti, gli uffici governativi con le loro virtù e le loro dirigenti agli uffici governativi. Ma non mette tra queste ultime o fra le prime che a me nel lungo studio di questo argomento pare la più caratteristica: attaccamento eccessivo più che alla sostanza e alle intenzioni della legge di governo. Ecco che, con un'interpretazione troppo rigida del privilegio concesso al Rossi, insinuò che all'esclusività di produrre berrette era accordata cumulativamente quella dei panni, giacché il Rossi era inadempiente per la fabbrica dei tessuti. Si potrebbe dubitare se non sia decaduto da siffatta concessione anche per quanto riguarda la fabbricazione delle berrette. Erano sorti 3 concorrenti del Rossi, un Salvatore Frau, al quale fu concesso subito il diritto di eseguire senza primativa produzione di calzette, giubboni e altri simili manufatti di lana, escluse le berrette e i panni. A un napoletano intraprendente e senza capitale, un certo Mariano Fiore. A questi si negò la fabbricazione di berritte palesemente perché non provvisò di mezzi, in verità perché la segreteria di Stato sosteneva i diritti del Rossi. Quindi il Rossi, che poi divenne anche il famoso barone Rossi, riuscì a impiantare la prima fabbrica di berrette a Cagliari, tant'è che oltre a fornire tutta la Sardegna, riportò anche la vendita
per quanto richiedeva, quanto richiedeva appunto il napoletano. Ma veniamo a noi, che cosa differenziava una berritta? Intanto erano delle berritte che venivano tessute a cuneo, nel senso, a cono. Erano delle berritte fatte di lana infiltrita, tutta ad un pezzo. Adesso vi faccio vedere l'esempio della berritta come era in origine. È tutta ad un pezzo, senza cuciture. Noi vediamo in alcune fotografie maschili questi copricapi che rimangono molto rigidi. Adesso vedo questo ragazzo in piedi qua nella foto, dove si vede questa berritta molto rigida. E questo perché? Perché la berritta, oltre a non avere cuciture, perché era praticamente un tubolare di lana infiltrita, era semplicemente una berritta tutta per intero, cioè veniva tessuta e cucita soltanto all'estremità, una sorta di grande mortadella, scusatemi il paragone, dove veniva cucita soltanto alle estremità. Il Rossi ne fa un impero di queste berrette, tant'è, come ho detto prima, le esporta anche nel salernitano e nel napoletano. Ci sarebbe ancora da continuare, perché queste lettere sono tante e danno sempre delle informazioni molto importanti, però ci vorrebbe molto tempo. Io adesso passo la parola ai miei colleghi, poi se ci sono domande alla fine del convegno siamo qui per questo. Grazie.